Pausa Italia, pausa, se no lavoro troppo. Ah, cazzo! Ah, cacchio! Che merda di ragnatele! E grosse anche! Le hanno costruite stanotte? Mamma mia! Mela ragnatela! Seguitemi per altre ricette! Come lavare le scarpe e i calzini? Seguitemi per altri consigli. È fantastica, bellissima l'omertà, no? Del torrente, dell'acqua che corre, che non è mai ferma su se stessa, no? Questo continuo cambiare, mutare della tua situazione, no? Ti consente di poter pisciare, sputare, fare quello che vuoi, pur rimanendo in questo tempio immacolato di purezza, di pulizia. CP, guarda che ha il suo senso sta roba, cioè metaforicamente parlando, dite no? No, Italia, ha il suo senso, perché gli antichi te la buttavano, no, sull'impermeabilità delle cose, del tempo, no? Quindi la percezione dell'attimo presente che non esiste perché è un continuo cambiamento, no? Molti usavano la metafora appunto del fiume che scorreva. CP, dove vai? L'ombra. No, Amy, vieni qui. No, non vai, dopo mi pinci i cani, ti conosco. E noi qui la riproponiamo come una sorta di pulizia dei peccati materiali, no? Ma peccati materiali, giustamente, cioè in natura cos'è il vero peccato? Quando tu danneggi qualcosa o qualcuno, no? Quindi in questo caso magari uno fa la pipì, fa che ne so io, e il tutto fluisce e ritorna come era prima, no? Ritorna pulito, immacolato. E quindi no, mi piace questa metafora che metto R dei marchi registrati, occhio se non faccio. Italia, da quello che mi hanno insegnato, poi non so se è vero, per quanto riguarda le zecche, il loro, diciamo, habitat, la loro base di attacco, di controllo, no? Sono i ceppi dei tronchi morti, soprattutto quelli un po' ammuffiti così, lasciati là, dicono che lì è dove si rintanano maggiormente le zecche. Quindi sì, esatto, dove ho appoggiato gli occhiali, esatto, proprio là. Andiamo a vedere com'è l'acqua sotto, poi l'audio non lo senti più però. Anche qui. No, però vabbè, tutta Italia, però se stati stupidini possiamo prenderci un bel asciugamano, e se ce l'ho ancora quello un po' gonfiabile che usavo quando andavo a dormire in tenda, non credo, però vediamo, eventualmente basta anche l'asciugamano normale. Farfalla, pieno di farfalle nere, sì, no che sono razzista, però insomma vuol dire, notavo che sono tutte nere. Ho una fatica prima a aprire il tendalino perché praticamente ci sono degli sbalzi termici pazzeschi. Adesso magari qua non ci sono neanche tantissimi gradi, però c'è un sole che batte in una maniera incredibile e quindi si era, diciamo, ustionata la tenda, il tendalino, no? La tenda grande, quella fuori dai camper, e col freddo di stanotte praticamente, e poi va bene, sicuramente un po' anche lo sporco, l'umidità che c'è stata, si era tipo appiccicata, non si apriva più. Allora ho aspettato le 9:30, 10 che il sole veramente scottava tanto, ho riprovato e là si è aperta subito, vedi, anche perché veramente sono messo gli oscuranti esterni, ti cucini. E ancora stonfe. 1, 2, 3, 4, 5, si è riempito di camper, siamo in 5. Dovevo fare il pisolino come i vecchi
ma alla fine niente, mi sono dimenticato, sono andato avanti a fare delle cose col computer e adesso quindi vado nella mia spiazzetta personale. Prima io Amy, se ci sono cani. Beh, un'altra cosa importantissima che mi sono dimenticato è di prendere l'asciugamano. Accidenti, avevo detto mi prendo l'asciugamano, mi sdraio qui all'ombra. Ma va che non c'è neanche nessuno. Wow, minchia che caldo, fioi. Ragazzi, c'è il sole che pesta. Bello, bello, ritorniamo in acqua e via. Coi piedi a mollo. Guarda, c'è anche già la piscinetta già pronta. Andiamo qua, guarda, come i vecchi o come i bambini, che è un po' la stessa cosa, perché insomma è pur sempre un ritornare all'anno zero, no? Un po' troppo fredda, ok? Ma ci sta, che figata Italia. CP, non vuoi seguirmi? Non vuoi venire? No, mi sa di no. Che bella fresca, che bella fresca. Ah, che bella fresca! Questo cane. Non sono stato io. Vai in acqua, vai in acqua, vai in acqua, vai in acqua. Guarda qua, guarda là, guarda. Hop, vai, corri, hop, vai. Hop, 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 hop. Ah, che cane. Diciamo che lei nuota per quello, non è che non nuota, però è sempre restia o restia, dillo come vuoi, nel tuffarsi. Però una volta dentro, veloci P, come tu mi insegni e come tu mi lavi, dopo va via come un trenino. Va dentro! Guarda che lavori, guarda. Cane, cane, cane! Guarda, va di là, sta a riva e guarda, basta, là, così. Che mona, che mona. È tipo ghiacciata, sì, forse ha anche ragione a non tuffarsi perché è proprio ghiacciata. Ce li ho ancora i piedi? Sì, ce li ho ancora. Fermola cane, fermola, stai nel tuo. Ah, mi stai baiando? No, la panza e le gambe, no, stavo bene prima stavo bene, adesso sto male. Adesso gli attacchiamo la Pro alla coda, come verrebbe fuori. Aiuto. Si incazza. Però sarebbe un po' una figata vedere se si può andare di qua o ci si ammazza. Che figata Italia! È bellissimo! Guarda quei colori, è bellissimo, tutto bello! Aia! Guarda! La figa dopo, vai! Oh, si è buttata! Oh, piove! Oh, si è buttato il CP! Oh, e adesso nuota, vedi? Guarda! Anche controcorrente, guardala! Cara! Amore! Aspetta, perché il Fioretto, nostro vicino di camper, ha detto che se si va a provare un po' più avanti c'è un ruscello che si congiunge al torrente dove siamo andati io e il CP prima a fare il bagnetto, dove l'acqua è più calda anche di un 10 gradi. Andiamo a vedere, insomma. Tanto qua comunque guarda, il sentiero è, come si dice, anche l'ombra, insomma, ecco, è alberato, ecco il linguaggio tecnico scientifico. La differenza tra l'ombra e
e stare diretti sotto al sole. Accidenti, pesta un casino qua il sole, e io stupido, 2 volte stupido, anche 3, 4, 5, sì, abbondiamo, tanto avanza sempre, insomma, perché mi riprenda il titolo in futuro. Non mi sono portato via il cappellino e dell'acqua da bere, perché insomma giustamente il cane beve dal torrente, però non lo so se a livello di batteri, capito, se è tanto conveniente bere così dai ruscelli, dai torrenti, perché un tempo avevamo sviluppato giustamente tutti gli anticorpi e tutto quello che ci andava dietro per poter vivere mangiando quello che trovavi in giro, anche se era già sbeccottato, per bere l'acqua dei torrenti, dei fiumi e via discorrendo. Per carità, avevamo comunque una vita media più corta di quella che abbiamo adesso, no? Mi riferisco insomma ai tempi un po' preistorici. Ed è proprio... cosa hai visto? Il cane che mi parte all'attacco, cioè senti parlare di robe primitive, viene fuori col cinghialo in bocca. Comunque, proprio partendo da questo presupposto, no? Che non abbiamo più tutte queste predisposizioni per interagire con la natura, interagendo anche mangiare e bere con ciò che ci offre la natura. Se andiamo a bere qualcosa dal torrente, chissà che magari ci prendiamo anche il mal di panza, no? Un po' come quando andiamo in certi posti, andiamo in Thailandia, in Africa, no? Vaccini a parte, sai che se non siamo abituati al loro tipo di cibo e al loro tipo di acqua, stiamo male, hai capito? Mentre loro, ad esempio, non hanno di questi problemi. No, ho capito, forse perché diceva il fioretto che è 10 gradi più calda, perché devi camminare talmente tanto per arrivarci, dopo arrivi tutto accaldato e spompato. E anche sento gente, allora guarda, ricordati, vicino a questa cosa qui dovrebbe essere l'entrata, ok? Quindi dall'area camper vai verso il torrente, poi giri a sinistra, esatto, e questo deve essere lo spiazzetto, perché c'è già il nonno là col costume. Meglio mettere al guinzaglio, non si sa mai, non ci sono altri cani. Oh, grande, va riposati dove si sono messi. Wow, figata. Buongiorno. Ah. Sì, è vero che è più calda perché è un po' più ferma, però preferisco di là. Allora, riscioriti che capito tutta la vita, vedi tu? Quei careghette, l'ombra, piedi a moio, è bello. TCP moderni che è un freddo, però no, io ero curioso di vedere cosa c'è di là prima di andare avanti. Ok, continua tipo a fiume, le zanzare quelle, sì, qua è più pidina, però è più bello dove è più corrente. Guarda che figata qua, Italia. Bello, a parte il palo a corrente, guarda come rovina tutto un solo cacchio di palo della corrente. E pensa che addirittura questi hanno seguito anche le direttive di Singano, perché l'hanno fatto color legno, hai visto? Ma nonostante ciò comunque è un pugno nell'occhio. Corvo, corvo. Quello invece è un CP Cittadinicus, Infredoliticus. Infatti vedi che ha freddo. Povero CP. Allora, guarda che figata, si riesce a vedere i giochi di ombre che crea l'acqua sopra questo masso qua. No, sto guardando il monitorino, è diverso, dalla realtà è molto più bello, è tanto più bello, ma forse così avvicinandoci rende un po' di più. È bellissimo, cioè guarda come puoi andare così in trip gratuitamente senza danni collaterali al fegato. Hai preso un bacchetto? Vuoi che ti tiro il bacchetto? Forse tu vuoi che ti tiro il bacchetto? Può essere? Eccolo là. Vai CP. Non ha il bacchetto. Hai perso il bacchetto? Cane freddoloso. Allora, scusa un attimo, guarda che figata invece il ruscellettino piccolino che va di là. Andiamo a vedere. Guarda che... qua sì, l'acqua è calda a confronto. No, è che c'è, dopo vedi la vista del piccio elettrico e mi rovina tutto. Però questa piscinetta naturale qua, fammi vedere.
Smonta di qua, smonta di là, ciccico qua. Avrei questa vista qua. Neanche tanto male. Esatto, confermato Italia. Quindi se anche tu vuoi entrarci, ricordati che è attaccato a sto piccio qua, a sta roba di acquarente. È una roba di acquarente, mi sembra tipo un pozzetto, non mi ho fatto brutta figura. Adesso io direi che dato che in quel lavandino lì mi sono lavato tutte le scarpe e la macca, mi lavo anche il CP col sapone, sì. Che da CP, quanti anni è che non fai un bagno di quelli normali, quelli ufficiali? Cioè non bagni quelli wild, intendo i bagni quelli che, col sapone, insomma, ecco. Sarà qualche annetto, sì. Però, ripeto, non per essere razzista, ma tante farfalle nere, guarda, perfino le api nere, guarda, il bombone, nero, guarda. Sì, sì, ripeto, per carità, non è una questione di razzismo, è proprio una questione che uno un giorno guarda ste robe e si accorge, insomma, della differenza cromatica, no? Cosa hai mangiato? C'è più una farfalla nera? Ah sì, ti ricordi il discorso, no, che dicevano che potevo lasciare il CP libero senza dover stare attento che arrivassero cani eccetera, quindi annulla completamente sta roba, perché adesso ogni camper ha il cane e in più c'era quel pastore tedesco libero e in più altri cani che ho visto passare, quindi annulliamo sto discorso. Che bello l'Adria dei vicini, bellissimo signora, da Zanini l'ha preso. Occhio. Ah ok, no. Ok CP, andiamo. Ho le scarpe tutte da lavare, mi sono lavato le scarpe oggi, comunque dai, niente, andiamo a fare un giretto qua fuori, vediamo che c'è. Ecco qua la tua roba. Allora, guinzaglio, via. Porco, scusi, c'era un po' paura. Pensa che era l'orso invece era la signora. Che ficcata Italia, vedi? Là qua la vedi? Sì, forse sì, invece no, non la vedi. Adesso qua giriamo a destra o a sinistra? Proviamo a destra che c'è la stradina sterrata, sì. Io girerei a destra, proviamo a vedere cosa c'è a destra. Beh, tu non vedi niente, quindi spengo. Ti racconto com'è. Allora, ci sono praticamente questa stradina ovviamente di sassi, no? Che va in mezzo a questo prato con tutti gli alberi. Dimmi CP, devi fare le tue cose. Che la circondano e c'è... cos'è sta roba? Un rubinetto. Minchia, proprio t'ho detto che era la città dei rubinetti. Qua trovi rubinetti ovunque, è una roba mostruosa. E ci sono tutte le montagne nello sfondo, che ficcata, tanto ficcata. Adesso magari viene fuori l'orso. Ah sì, c'era anche la superpotenza, è vero. Allora questa è una torcia che mi hanno dato da recensire, solo che non mi ricordo il nome perché è passato tanto tempo. Eventualmente nei commenti poi metterò il link dove poterla acquistare. È una strafigata perché c'ha praticamente, guarda, non so se vedi, senti il torrente? C'ha il coso davanti, no? Con una grande piastra di gomma che ti appoggia sulla testa, quindi non balla, non si piega, hai capito? È ben stabile e non ti dà fastidio in quanto appunto si appoggia su quasi tutta la fronte. Ma detto ciò, io ho mangiato come un suino e quindi torno anche indietro. Cos'è qua? Un ragno che si ha. Guarda che ragno enorme! Ma che roba! Madonna! Un ragno da chilo! Ma che roba! Che brutto! Con tutto rispetto, insomma, ma fai un po' da cagare. Guarda che roba! Pazzesco! Infatti vedevo io sto piccio qua che si arrampegava, pieno di moscati, via. Oh Italia, io sì, so che non penso ad altro che al fumo, cioè cazzo, cosa darei per una sigaretta, cioè non una sigaretta, una zicca di tabacco, mamma mia veramente, solo che appunto non ho il tabacco e sono qua isolato in montagna, non c'è nessuno che fuma e quindi niente, me l'attacco, così si dovrebbe smettere di fumare, insomma, credo. Fa freschetto, Emi, non andare giù dal ponte perché ti ho appena lavata, sei tutta profumata, profumosa, quindi se mi cadi giù dal ponte, che cadi nel torrente, ti ribagni,
e puzzi, hai capito? Mentre così sei bella lavata, asciugata, profumata, sei tutta coccolosa, ma è anche morbidosa, proprio perché e ho fatto un bagno di quelli, ma di quelli proprio livello pro, e adesso è un cane nuovo, l'ho tirato a nuovo. Farfalla, farfalla, stai in tuo, Porca miseria, sono attaccato da tutte le farfalle, causa Lucetta. Senti i grilli, senti? Con le cicale, è uguale, tanto non devo mica mangiarmeli, che siano grilli o cicale, che me ne frega a me. Cioè io denoto il sound of insects. Cioè anche di qua era una figata andare, perché di qua c'erano i cervi, vuoi mettere a vedere i cervi notturna? Che tu sei lì tranquillo, bravo cane, segna il territorio, tu sei lì tranquillo che cammini con la torcia e a un certo punto ti giri e vedi, come si dice, gli occhi del cervo, no? Che ti fissano, ecco, tipo adesso il CP, ecco, mi sono già cagato addosso col CP, figurati col cervo da vicino.